sul parquet con l'inizio del girone di ritorno del 2026, ospiti per proseguire sullo stesso andamento di fine anno, padroni di casa per raggiungere il quinto posto dal Palamazzolovo e Marca Conegliano. Buonasera, con Udino Baggio per Roploz. Brusaferri guarda l'inserimento, poi va dall'altra parte dove c'è Finato e serve invece questa volta Ziberi che ci prova. Arriva Umana ne ha due però su di lui. Brusaferri da terra, arriva Ziberi sul ginocchio di Bresolin, posta da dietro Fraccaro, palombella per Garbuio che poi protegge con il fisico, la palla resta lì e arriva il Raji. 1-0 Marca Futsal, esulta il pubblico di casa. Brusaferri vuole ancora Favaro, 1-2 che si chiude, Brusaferri prolunga, Ziberi superiorità, Ziberi la incastra lì, non la vede nemmeno partire probabilmente Roberto Bresolin, pareggia subito i conti il Conegliano con una grande azione. Il Raji allarga a destra, va dietro da Fraccaro che prova ancora il pallonetto a cercare il Raji che forse aveva anche il tempo. Ziberi, Pinato protegge con il fisico, Pinato dietro da Brusaferri che punta e ci prova da solo. Brusaferri, la mano di carica dietro De Piccoli, apre il piattone a destra da Ziberi che salta a bottega. Ziberi, il tunnel su Bresolin è infermabile quando si accende Sadat Ziberi, mentre Sponga mette in calcio d'angolo. Io vi ricordo che attraverso il link in descrizione potete venire a conoscenza di tutte le informazioni delle mix card di Roploz, replay slow motion, tracking ball sul giocatore e tanto altro ancora, andate a scoprirle. Intanto c'è il corner messo fuori per il destro di Bottega, ci prova di tacco Zandonà. Umana vuole l'1-2 con Bottega che protegge, poi va da Zandonà, missile di Zandonà. Arriva Carbucci in velocità, riesce a toccare per Favaro prolunga ancora per l'11 che va sul secondo palo, arriva la conclusione vincente di Andrea De Piccoli. 3-1 Atletico Conegliano a 7:51 dal termine. Fuori anche Favaro, Finato, palla Ziberi, Bresolin con l'intervento ancora Ziberi, ci prova anche De Piccoli, deviata proprio dal numero 10. Finato, c'è Ziberi di fronte a lui, poi si allarga, Finato quindi ne approfitta, va verso il centro, la deviazione sul tiro di Finato, di Fraccaro. Ziberi, vicino a lui c'è Brusaferri, poi torna leggermente indietro, il destro di Brusaferri, la deviazione di un difensore della Marca Futsal che inganna il proprio portiere. Bottega, Fornasier, il controllo, esce Ziberi, Fornasier, ci prova, deviazione, Sponga, Bottega, non trova lo specchio. Zandonà, e Raji, si ferma, torna ancora dal 14 che apre a destra, Umana di prima intenzione, dove arriva Bottega sul secondo palo. Tanti gol in questo primo tempo al Palamazzolovo. E Raji prova a far ripartire la Marca a Garbuio che ha spazio per andare a puntare. Garbuio, una finta, salta Brusaferri di fronte a Sponga, non si alza. Favaro la chiama Ziberi e la ottiene libero, ha tempo e spazio per servire Carbucci. Fornasier, può ripartire la Marca, Bottega di fronte a lui, prende palla all'otto, Bottega resiste di fronte a Sponga in uscita. E Raji, c'è Umana che si muove dentro l'area, cercato proprio il 19 con 1-2, mette fuori Carbucci, la palla resta lì, ci arriva Bottega che poi con una zampata vincente sigla il gol che riporta la Marca in partita. Bottega a destra, il Raji, il taglio di Bottega di prima intenzione, chiude le gambe Sponga. Fraccaro porta palla, converge, taglia il campo, poi c'è Zandonà, la deviazione che quasi beffa Sponga, attraversa. Stop di De Piccoli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi può ripartire la Marca 3 contro 1. Tedesco, Zandonà a cercare il tap-in di Garbuio, si salva il Conegliano, controlla, c'è Zandonà di fronte a lui, lo salta, Brusaferri d'esterno, Finato al limite dell'area con la Marca che attacca. È però l'Atletico Conegliano a trovare il gol del 5-3 con il suo capitano. Fondo, la palla che sfila poi dalla parte opposta, Zandonà carica il destro, para Sponga può andare subito fuori, attenzione, intercetta palla Fraccaro, Bottega con Sponga fuori, ma che missile ha tirato Bottega sotto l'incrocio. 1:14 al termine, ancora viva la Marca. 36 al termine, pronto a battere, va direttamente dal compagno ma non vede che c'è Finato dietro, Finato non ne approfitta, solo traversa. E Raji può andare verso la porta, addosso a Ziberi che poi spazza via, non c'è più tempo, finisce qui l'incontro, esulta l'Atletico Conegliano al termine di una sfida al Cardio Palma. 5-4 risultato finale, brava la Marca a crederci ma non basta la tripletta di Bottega.